Per Venezia non solo rappresenta il momento sportivo internazionale più importante dell'anno, è pronta ai blocchi di partenza la Wizz Air Venice Marathon, arrivata quest'anno alla 39esima edizione e intitolata al grande personaggio leggendario veneziano di Giacomo Casanova nel 300° anniversario della sua nascita. In attesa della competizione sportiva si apre in queste ore il grande villaggio di Venice Marathon al Parco di San Giuliano a Mestre con la Family Run e la partecipazione come testimonial di sport e inclusione anche della grande atleta paralimpica Giusy Versace. Domenica sarà record di partecipanti con oltre 20.000 atleti ai nastri di partenza della gara nelle tre distanze di 10, 21 e 42 km con la maratona che partirà da Stra arrivando a Venezia. Per tutte e tre le distanze il traguardo finale sarà in riva a Sette Martiri. Questo progetto è diventato una grande realtà in questo territorio, non è solo una gara, non è solo un evento sportivo, è un evento promozionale, sociale, nella parte economica, turistica, con grande attenzione alla sostenibilità. Importante l'indotto economico e il numero di presenze. Abbiamo superato i 20.000 runners, di cui il 50% arriva dall'estero, quindi parlare di indotto è assolutamente positivo e pensiamo di attestarci oltre i 12 milioni di euro di indotto diretto quest'anno. Tante le sfide organizzative da affrontare. Ci siamo messi sempre ogni anno di fronte a sfide più complesse, anche perché il numero dei partecipanti cresce, però attenzione, cresce in modo ragionato. Quindi viva la Venice Marathon e tutti i messaggi che sa dare e aspettiamo con gioia questa 39esima edizione.